Almeno 12 carabinieri della compagnia di Partinico in trasferta nella città dei Templi. Stamani i militari sono stati al comune di Agrigento con il compito verosimilmente di acquisire dei documenti. I militari dell'Arma, in Borghese e con Pettorina, delegati dalla procura, si sono presentati in municipio e sono entrati dirigendosi immediatamente nell'ufficio del vice segretario generale Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni, in quel momento assente perché in ferie. L'alto dirigente, che è anche a capo del settore servizi sociali e della polizia locale, è stato invitato a rientrare nei suoi uffici di Palazzo dei Giganti e così è avvenuto poco dopo. L'attività di acquisizione documenti si sarebbe concentrata su uno specifico settore, su una specifica cooperativa con sede proprio nel comune di Partinico, luogo da cui sono arrivati stamattina i carabinieri. Rumors da confermare sembrerebbero evidenziare come questa cooperativa abbia legami con il territorio di Raffadali e il settore dell'assistenza domiciliare dei disabili del comune di Agrigento. Altro tema scottante, anche da un punto di vista mediatico, è quello legato all'acquisto dei SUV destinati ai disabili. Su questa ultima vicenda la Procura aveva ed ha aperto da tempo un'inchiesta giudiziaria, ma quella di oggi sembra essere un nuovo capitolo che si abbatterebbe sullo stesso settore, sullo stesso ufficio del comune di Agrigento.